Salve a tutti, l'approfondimento di oggi è dedicato alla sicurezza idraulica della regione. Purtroppo è stato un inverno davvero terribile, abbiamo avuto un sacco di alluvioni, un sacco di problemi, neve in quantità che ha raggiunto dei primati che erano 30-40 anni che non venivano registrati primati del genere, insomma davvero un tempo che ha messo a dura prova la nostra regione. Ne parliamo con Maurizio Conte, assessore regionale all'ambiente. Dunque, cosa si è fatto e cosa si farà per proteggere il Veneto dai rischi idraulici? Dall'alluvione del 2010 il Veneto si è reso conto che non poteva più continuare con quello che poteva essere una situazione incontrollata, di espansione incontrollata soprattutto delle aree urbanizzate e soprattutto di una scarsa attenzione in quella che è la manutenzione e la realizzazione di quelle opere che sono fondamentali per garantire che lo scolo delle acque con le forti precipitazioni non creino problemi, soprattutto danni ai cittadini, magari con il rischio anche della vita. Proprio per questo che si è partiti con un percorso importante di identificazione di quelle che sono le opere necessarie, sicuramente cifre improponibili soprattutto in un momento di crisi, ma che il Veneto vuole portare avanti in maniera sistematica investendo su quelle che sono priorità, soprattutto realizzando ad esempio quelle casse di espansione che ancora dall'alluvione del 66 erano state individuate come necessarie e che non sono mai state realizzate. Quindi sono partite ad esempio 4 casse di espansione, una a Caldogno, una a Trissino, una sta partendo a Fonte, un'altra nell'ambito appunto della zona dell'Ivenza. Sono opere che sicuramente daranno una prima risposta, strutturali. Poi serve anche la manutenzione, garantire che gli argini reggano, che soprattutto nei momenti di forte precipitazione, quindi anche di pressione dell'acqua, siano garantiti. Lavori che un po' alla volta insieme ai consorzi bonifica, ai geni civili, si stanno realizzando. Il Veneto, la regione, ha voluto proprio investire su quelle che possono essere le necessarie risorse. Abbiamo chiesto allo Stato molto spesso promette ma non ci permette appunto di garantire le adeguate risorse che servono. In bilancio noi abbiamo messo e continuiamo a mettere circa un centinaio di milioni all'anno. Poi c'è l'aspetto legato anche alla possibilità di spendere queste risorse, perché molto spesso ci troviamo di fronte all'impossibilità di fare i pagamenti. Quel famoso patto di stabilità colpisce anche la Regione e non ci permette appunto di dare le giuste risorse a quelle imprese che poi realizzano le opere. Quindi è proprio su questo che stiamo chiedendo con forza al Governo che queste opere che servono, sono strategiche soprattutto anche per garantire l'incolumità dei cittadini ma anche la produttività delle nostre aree industriali, garantire che questo possa continuare a essere un investimento per il Veneto, esca dal patto di stabilità perché vogliamo anche pagare i debiti, non possiamo mantenere basso il debito pubblico non pagando i debiti. No, ecco, sul fronte del patto di stabilità mi pare che si stia muovendo qualcosa, no? Si sta dicendo che forse si riuscirà a eliminare questo patto, però io ricordo alcuni mesi fa Luca Zaia ha convocato una conferenza stampa di fuoco dicendo non ci sono i fondi per proteggere il Veneto, quindi sì, ha senso, appunto, hanno senso i lavori che sono in corso, però sono una goccia nell'oceano rispetto a quello di cui ha bisogno la Regione. Ma se noi uscissimo dal patto di stabilità con queste opere, quel 1.300 milioni che sono fermi nelle casse statali perché hanno voluto portarli via dalla appunto, tesoreria regionale, quelle risorse che sono disponibili potremo subito spenderle. Quindi anche qua, sì, servono le risorse, noi le aspettiamo dallo Stato che molto spesso appunto chiede solo le tasse e poi non dà risorse al territorio, ma ci basterebbe solo spendere quello che abbiamo già in cassa. Certo, insomma, quello che è stato fatto è stato detto. Quello che bisognerebbe fare, noi siamo nel veneziano, ci muoviamo soprattutto qui e insomma il Brenta per esempio ha dei problemi, forse molto meno gravi di quelli che ci sono nel Vicentino, però ci sono infiltrazioni ovunque quando piove e ogni volta che c'è un acquazzone, una bomba d'acqua, c'è sempre qualcuno che va sott'acqua. Ecco, la questione riguarda sia i grandi fiumi, quindi la manutenzione che dicevamo prima, ma anche l'aspetto di un sistema secondario collegato sia alle pubbliche fognature, quindi gestite dai comuni, sia una rete di fossi che molto spesso nel passato sono stati interrati più che escavati. Quindi è proprio su questo che noi dobbiamo lavorare, partendo dal privato insieme al pubblico,
una consapevolezza che creare un sistema che trattenga il più possibile il territorio e crea quindi anche dei bacini di assorbimento impatta meno sul grande fiume, che può avere dei problemi poi di tenuta, e permette anche di non allagare certe aree urbanizzate che molto spesso poi hanno danni, e i danni molto spesso poi non vengono risarciti perché non ci sono le risorse. Quindi prevenire vuol dire mettere in atto quel sistema che ci permetta, dalla fognatura comunale alla pulizia del fosso sia privato che quello di consorzi, che ci permetta appunto di trattenere il più possibile l'acqua e poterla appunto gestire. Ecco, c'è infatti la tendenza a chiudere i fossi, no? È una tendenza ormai inarrestabile. Ecco, è proprio questo, una sensibilità che deve cambiare. I sindaci possono fare anche delle ordinanze, quindi hanno il potere di dire apriamo i fossi, se non li paga il privato li anticipa il comune e poi si fa rivalsa. Dobbiamo far capire che magari anche nell'ambito agricolo non è quel metro in più di coltivazione che può essere sfruttato il risultato di una buona gestione del territorio, ma deve essere appunto garantito che quel territorio che serve per un servizio come quello della gestione irrigua è fondamentale. Con i consorzi si sta lavorando anche per garantire che quelle opere collegate all'irrigazione, quando serve per le siccità e per appunto garantire le aree agricole, possano diventare anche ulteriori bacini e sistemi per lo scolo delle acque. Grazie Maurizio Conte, ma continueremo a parlare ancora di ambienti in altre puntate. Intanto grazie per averci chiarito questa cosa e anche forse di averci fatto capire che qualche cambiamento culturale sta avvenendo anche su questo fronte. Grazie.